Amici, buongiorno. Mi è arrivata per WhatsApp una fotografia da parte del sindaco Franco Vitale di Rosolina. Perché? Perché c'è stata una donazione particolare che adesso appunto ci facciamo spiegare dal sindaco per telefono. Di cosa si tratta? Una cosa importante per sottolineare la solidarietà che in questo momento c'è da parte di tutti i cittadini italiani, veneti, polesani, eccetera. Buongiorno Sindaco Franco Vitale, innanzitutto grazie della sua disponibilità. Stiamo guardando appunto la foto che ci ha mandato, ci può spiegare di cosa si tratta? Rosolina deve dire grazie ai volontari della Speranza di Padova, che assieme al presidente Tognon Alessandro e al rettore di Padova hanno donato questa seconda tranche di generi alimentari per il nostro comune di Rosolina, che saranno poi distribuite alle famiglie che hanno chiesto aiuto, e quindi accettiamo di tutto cuore questo dono per cercare di essere solidali in un momento di difficoltà di tutto il nostro paese Italia. Questo comunque extra i buoni che sono stati appunto distribuiti per sopperire in questo momento qua di difficoltà economica per tanti cittadini. Questo è al di fuori dei buoni alimenti dell'aiuto governativo. Questo è un aiuto extra che ci viene appunto dato dalla Basilica del Santo di Padova. Ecco, in ogni caso, come sempre, sarà distribuito dalla Protezione Civile o sbaglio? Allora, una volta fatti i pacchi, poi verrà distribuito alle famiglie che hanno chiesto aiuto dalla Protezione Civile. Perfetto, la ringrazio Sindaco, come sempre disponibilissimo. Domani, le chiedo così in anteprima, la chiamerò per capire per quanto riguarda le seconde case appunto nella zona Rosolina Mare, come ci si dovrà comportare, come le persone potranno arrivare appunto nelle loro seconde case e come tra l'altro dovranno comportarsi per quanto riguarda autocertificazioni, eccetera. Sindaco, la ringrazio ancora, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro a tutti e buona giornata. Grazie.